Telespettatrici e telespettatori, buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri notiziari, cronaca e approfondimenti in questo telegiornale che apriamo con la notizia del rientro in Italia dopo tanti mesi della salma di Gloria De Lazzari, la 45enne di Roncade, che è stata uccisa in un sobborgo di Manchester lo scorso gennaio, ed è stata fissata anche la data dei funerali che si terranno venerdì pomeriggio a Musestre, lo strazio della mamma. Mi manca molto la figlia. Povera. È stato un colpo che mi ha gradito, perché l'ha uccisa, perché una che andava a lavorare, povera. Non passa giorno ora che la signora Daniela non si chieda il perché della morte di sua figlia Gloria De Lazzari, la 45enne massacrata in un sobborgo di Manchester il 19 gennaio scorso. Per il presunto killer, il 33enne James Morton, il processo inizierà il 21 agosto con una seconda udienza già programmata per l'inizio di febbraio 2027. Mi sento da morire, non ho più fiato, la gente mi porta via per straviarmi, ma io piango sempre. Sono senza niente, senza marito, la figlia che l'hanno uccisa, il figlio che è disabile, poveretto. È dura. È peggio di dura. Era tutto per me la Gloria, anche se era distante, almeno mi salutava, mi domandava mamma, com'è mamma. Quando diceva, quando che trovate mio fratello voglio sentirlo. Adesso sono andata sabato, fresca, e mi ha detto, la Gloria sta lavorando, amore. Ma, hai capito? La salma di Gloria è rientrata ieri in Italia. I funerali sono stati fissati per venerdì alle 15:30. Qua a Musestre, dopo verrà tumulato a San Cipriano. Qua. Non può neanche cremarla. So io perché. A Musestre, nella casa dove fino a qualche anno fa Gloria viveva con la mamma, i minuti si dilatano trasformando il vuoto in un baratro. D'angoscia vivo, d'angoscia proprio, anche la parola è giusta. Penso il giorno del funerale, non lo so come reagisco, non reagisco. Io ho detto ai miei amici statemi vicino perché non lo so. E ancora una notizia di cronaca, perché oggi poco prima delle 8:30 i vigili del fuoco sono intervenuti sull'autostrada 4 tra i caselli di San Stino di Livenza e Cessalto in direzione Milano per un incidente stradale che ha coinvolto 3 mezzi pesanti, 2 auto articolati adibiti al trasporto di materiale plastico ed una bisarca. A seguito del violento tamponamento uno degli autisti è rimasto incastrato all'interno della cabina di guida, mentre gli altri 2 conducenti sono riusciti ad uscire autonomamente dai rispettivi mezzi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con l'autopompa da Motta di Livenza, da San Donà e con l'autogru dalla centrale di Mestre. All'arrivo sul posto le squadre hanno provveduto a liberare l'autista rimasto incastrato, affidandolo successivamente alle cure del personale sanitario del SUEM 118. Per consentire le operazioni di soccorso, la carreggiata della 4 in direzione Milano è stata temporaneamente chiusa al traffico. E con la cronaca ora andiamo a Treviso, perché ieri sera c'è stata una rissa con un'aggressione anche ad un passante nell'area del Park Dal Negro. Ci aggiorna in diretta Daniela Sizia. Buongiorno Daniela. Buongiorno Marta, buongiorno anche ai telespettatori. Un'aggressione, come hai detto tu, che è avvenuta poco distante da qui, ma poi terminata dove siamo noi e dove c'è il sangue per terra, con 2 cittadini marocchini ed un tunisino che hanno iniziato a litigare, tutti in preda ai fumi dell'alcol. Fra l'altro vi faccio vedere qua, ci sono bottiglie, cartoni di vino, birra, quindi insomma è un posto dove si fermano qui a bere. Erano sotto l'effetto di
di alcol, hanno iniziato a discutere e poi sono arrivati qua in questo punto dove veramente sembra una discarica a cielo aperto, e qui hanno iniziato ad aggredire un 57enne senza fissa dimora, lo hanno picchiato, calci e pugni, ha riportato un lieve trauma cranico e lo hanno portato in pronto soccorso. Ovviamente qua fra l'altro c'è l'Ascom, c'è un bar e qui c'è il Parc dal Negro dove questi ragazzi, queste persone, questi stranieri vivono e bivaccano ormai davvero da tantissimo tempo, vanno e tornano qui nel parco e poi si fermano qua a bere. E vi faccio vedere anche un bivacco proprio di fortuna che è proprio a ridosso del bar e purtroppo bevendo poi è accaduto quello che è accaduto ieri, un episodio davvero violento, ci hanno raccontato, sono intervenute le forze dell'ordine, hanno addirittura creato problemi anche dentro le auto delle forze dell'ordine, poi sono stati 3 che hanno aggredito il 57enne, sono stati denunciati a piede libero per lesioni, il 57enne è stato dimesso, la situazione però è una situazione davvero insostenibile. Con Nicoletta Rizzetto ora vi facciamo sentire le parole del barista che si trova qui, che non solo ha visto Larissa ma che ci dice: siamo davvero esasperati, questa situazione non può più andare avanti. Io, dice, ci ha raccontato, devo accompagnare le signore che vengono a bere qui, le devo accompagnare alla macchina perché hanno paura di andare in macchina, perché queste persone addirittura a volte mezze nude disturbano, molestano proprio le nostre clienti. Io, guarda, sono qui adesso, sono entrata e gli rubo proprio un secondo. Buongiorno Marvin, una situazione, ci raccontavi, davvero ormai al limite. Sì, siamo esasperati, non ce la facciamo, alla sera diventa veramente pericoloso, immondizia ovunque, dove ovviamente arrivano animali poi notturni, fanno bisogno ovunque. Io scorto i miei clienti in parcheggio perché hanno il terrore che gli succeda qualcosa. Ecco, ci raccontavi addirittura che in passato anche una ragazza, una studentessa è stata molestata. Sì, è una ragazza qua di fronte all'università, ha parcheggiato al 4º piano, lei è salita di un piano superiore e c'erano 5-6 personaggi che l'hanno molestata. Lei è riuscita a entrare in macchina, a trovare il parcheggio, e si è chiusa dentro e ha iniziato a suonare il clacson e sono scappati, però sì, questa è la situazione. Sì. Grazie Marvin. Dunque avete sentito una situazione davvero al limite, ormai insostenibile, e sia il figlio che il padre titolari di questo bar ci dicono: così noi non possiamo più andare avanti, addirittura la sera dobbiamo togliere tutto, tavolini, sedie, perché quando arrivano distruggono di tutto e quindi noi siamo costretti ogni sera a togliere tutto quanto e a rimetterlo fuori poi di giorno, e la sera capita quello che avete sentito, quello che avete visto, con il sangue per terra, l'immondizia e rifiuti ovunque. E si parla sempre più di sicurezza. Noi poi fra l'altro abbiamo chiesto a Marvin, ma secondo te questa zona potrebbe diventare una zona rossa? Perché insomma qui va monitorato, dice sì, qui c'è bisogno di controlli, c'è bisogno che qualcuno prenda in mano la situazione, che vengano fatti uscire dal Parc dal Negro e non rientrare più. E punto di sicurezza, di zone rosse, che ricordiamo fra l'altro a Treviso scade il 19 di luglio, quindi poi si dovrà capire che cosa accadrà per il futuro. Abbiamo anche sentito il sindaco di Treviso, Mario Conte, nell'intervista di Elena Dal Forno, che ci ha appunto parlato anche dei nuovi agenti in forza che arriveranno a Treviso. Quindi noi vi lasciamo con l'intervista al sindaco Mario Conte. Io, Nicoletta Rizzetto, cediamo nuovamente la linea allo studio. Ci penseremo ovviamente insieme al prefetto, al questore, al comandante dei carabinieri, perché sono
loro che sulla base delle analisi e dei dati che hanno rilevato in questo periodo dovranno poi stabilire se riproporla e con che caratteristiche. Quindi noi siamo sempre favorevoli a un aumento dei controlli, quindi sono favorevole anche alla riproposizione della zona rossa, attendo un confronto con il prefetto, questore e comandante dei carabinieri. Arrivano 100 agenti in più, come ha chiesto Piantedosi. Sì, ringrazio il ministro Piantedosi, ringrazio il sottosegretario Molteni e Ostellari. Le richieste del territorio sono quelle di rafforzare gli organici nel nostro territorio. Noi abbiamo bisogno di aumentare la presenza di forze dell'ordine nei nostri territori. Questo è un deterrente importante per coloro che vogliono delinquere, ma è anche un motivo di rassicurazione per le nostre comunità. Sapere che nel mese di agosto arriveranno 100 nuovi agenti di polizia in Veneto è certamente una gran bella notizia. 8 saranno destinati alla città di Treviso. Noi continuiamo a chiedere sempre maggiori sforzi al governo ed è bello vedere che le richieste del territorio poi trovano anche risposta da parte del governo. Da Treviso andiamo a Mestre, dove è giallo dopo il ritrovamento di un uomo sanguinante in via Gorizia. Ci aggiorna Ilaria Marchiori. A te Ilaria, buongiorno. Buongiorno anche a te Marta, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui in compagnia di un residente di Via Piave, Giampaolo Conte. Prima di dargli la parola vi voglio però far vedere che cosa è accaduto questa notte, poco dopo le 3, qui nella zona. Come vedete ci sono ancora, a distanza di qualche ora, le chiazze di sangue che appunto si vedono. Ma ci spiega tutto Conte. Che cosa è successo? Voi siete stati svegliati da dei rumori? Sì, in effetti verso le 3 sì che la cosa deve essere successa prima delle 3. Mia moglie mi ha chiamato, che io naturalmente ero a letto, vieni a vedere, mi sono affacciato al balcone, anzi al poggiolo che c'è qui su via Nervesa, e nell'angolo con via Gorizia, qui per terra dove c'è appunto ancora il sangue, c'era una persona distesa per terra, pancia in giù. C'erano i militari di Strade Sicure, la polizia, e sì che c'era tutto un trambusto, diciamo, e prima che di questo c'era stato un vociare tipo rissa, però quella non l'abbiamo vista, abbiamo visto soltanto questo per terra. Poi è arrivato il SUEM, ho visto questa persona che tentava di alzarsi, diciamo grondava sangue dal braccio destro, poi è stata caricata e portata via. Ecco, infatti qui sul posto sono intervenute le volanti della questura della polizia di Venezia, oltre appunto al SUEM 118. Noi siamo riusciti ad avere qualche dettaglio in più. Si tratta di un 40enne italiano e è appurato che ci sia stata un'aggressione, non un accoltellamento, e che questa persona avesse delle contusioni soprattutto nella zona del volto. Proprio da lì sarebbe fuoriuscito il sangue che poi si è riverso qui lungo questa strada di via Gorizia. Voi però avete visto che c'erano anche dei cocci di bottiglia per terra? Sì, nell'angolo vicino a quella macchina c'era una bottiglia di birra, chiaramente c'era anche il collo rotto e la bottiglia era molto appuntita, aveva il collo molto appuntito. Questa mattina non c'era più, sì che è stata rimossa perché ieri sera era ancora lì a terra e penso sia stata usata per qualcosa. Ecco, quindi potrebbe essere anche stata utilizzata durante questa aggressione, discussione. È stato appurato che ci sia stata una discussione per futili motivi, ma naturalmente gli agenti della Polizia di Stato stanno indagando anche attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Quindi cercheremo di capire nelle prossime ore che cosa sia effettivamente accaduto. Questa persona comunque è stata portata poi all'ospedale, non è in pericolo di vita e sarà curata per le contusioni che aveva soprattutto al volto e appunto al braccio, come ha detto anche lei. Ringrazio Giampaolo Conte, qui da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio.
Grazie a Ilaria Marchiori con Simone Merlo per la parte tecnica. Da Mestre andiamo nel Vicentino, siamo a Barbarano Mossano dove c'è stata questa mattina una tragedia nei campi. Un uomo di 60 anni è morto travolto dal trattore. In diretta Nancy Galdi, a te buongiorno. Sì, buongiorno Marta e buongiorno a tutti i telespettatori di Antenna 3 da Barbarano Mossano con Sandro Ponchio alla parte tecnica. Siamo in via Colombara dove questa mattina si è verificata l'ennesima tragedia sul lavoro. Un uomo di 62 anni, ad agosto ne avrebbe compiuti 63, si chiamava Flavio De Guio, è morto travolto dal trattore mentre stava lavorando qui nel campo di vigneti che vedete alle mie spalle. Secondo le prime ricostruzioni in realtà lui era sceso dal trattore, stava raccogliendo della legna e poi il trattore l'ha investito. All'arrivo del personale sanitario non c'era ormai più nulla da fare per lui e ne hanno constatato il decesso sul posto. Ovviamente adesso sono in corso gli accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Noi siamo qui con il sindaco di Barbarano Mossano, Cristiano Pretto. Dunque sindaco, lei conosceva la vittima, può dirci qualcosa su di lui? Sì, una persona nota e conosciuta in paese, in particolare nella comunità di Mossano. Era titolare di un'azienda vitivinicola, da tantissimi anni gestiva questa azienda, gestiva i vigneti di proprietà ed in sua disponibilità davvero una morte assurda per le dinamiche, in corso di accertamento, travolto dal trattore da solo, pertanto durante le lavorazioni, probabilmente le lavorazioni che lui ha fatto per una vita intera, perché lui ha fatto sempre questa attività qua, pertanto davvero una morte inspiegabile che ha scosso la comunità. Sì, ecco, non si sa bene che cosa sia successo. No, dalle informazioni che ho, che possiedo, era da solo circa le 7 del mattino, 7:30, stava raccogliendo della legna, forse si ipotizza che non aveva azionato tutti i dispositivi di controllo del trattore, era sceso evidentemente e il trattore l'ha travolto. Adesso, come dicevi bene, sono in corso tutte le valutazioni, però davvero una morte inspiegabile, soprattutto una persona come lui che ha fatto di una vita questa attività qua, in mezzo ai vigneti, in mezzo alle lavorazioni legate alla produzione appunto vitivinicola, pertanto inspiegabile davvero. Ecco, un tema ricorrente quello delle morti sul lavoro purtroppo che continuano a ripetersi. Questa è una tragedia, sono tutte tragedie veramente che lasciano amarezza. Perché non si possono davvero perdere la vita, non si può perdere la vita in queste dinamiche, soprattutto da persone esperte, da persone che avevano cura del proprio lavoro, dei propri attrezzi, perché anche lui l'ho sempre visto con attrezzature praticamente nuove, quindi investimenti nell'attività lavorativa, pertanto però succedono puntualmente sempre queste tragedie. Grazie al sindaco Cristiano Pretto. Per il momento Marta da Barbarano Mossano è tutto, se non hai domande restituisco la linea allo studio. Grazie da Barbarano Mossano a Nancy Galdi con Sandro Ponchio. Noi continuiamo con la cronaca dal Vicentino e la notizia che è relativa a delle chat di incontri che in realtà erano delle trappole, aggredivano, rapinavano, in un caso hanno anche sequestrato le loro vittime attirate in finti appuntamenti al buio concordati su una chat di incontri a Schio. Per questi fatti 2 giovani italiani di 19 e di 21 anni del posto sono stati arrestati dai carabinieri coordinati dalla Procura di Vicenza perché ritenuti responsabili di una serie di violente rapine. Una terza persona è stata denunciata per un solo episodio. Il gruppo criminale guida seguendo sempre lo stesso schema. Nel mirino uomini tra i 40 e i 64 anni assaliti all'arrivo da più soggetti travisati. I militari hanno accertato la responsabilità degli arrestati in 3 distinti episodi avvenuti nello scorso autunno. A Schio a settembre un 43enne è stato rapinato e ferito. A inizio novembre un 40enne era stato immobilizzato nella propria auto e costretto a prelevare contanti al bancomat, mentre la notte
La notte successiva un 64enne è stato picchiato fino a perdere i sensi per essersi rifiutato di consegnare il denaro. La svolta è arrivata dall'analisi dei sistemi di videosorveglianza e dai successivi accertamenti tecnici sui telefoni cellulari sequestrati dagli indagati, nei quali sono state trovate le chat in cui la banda pianificava le aggressioni in tempo reale, segnalando l'arrivo delle vittime. Un episodio fotocopia rispetto a quello che si era verificato, lo ricorderete, un paio d'anni fa a Vedelago nel Trevigiano, dove appunto una banda di ragazzi adescava proprio su una chat di incontri degli uomini che venivano poi rapinati, in un caso anche sequestrati. Andiamo ora ad Abano Terme, dove sono in corso le indagini dopo che domenica scorsa è stata lanciata una bottiglia, per fortuna di plastica, sui passanti di una piazzetta centrale della città. Sull'accaduto ci aggiorna Chiara Gaiani. A te Chiara, buongiorno. Marta, buongiorno ai telespettatori. Sì, ci troviamo con il collega Federico Cibotto in Piazza della Repubblica. Questa è la zona pedonale della cittadina termale. Immaginatevi che effetto può aver fatto domenica intorno alle 22 il lancio di questa bottiglia di plastica, per fortuna, lo sottolineavi tu, avvenuto probabilmente da uno dei piani alti del condominio che vedete alle mie spalle. Tutto questo ovviamente presumibilmente. La bottiglia non ha colpito nessuno, si è semplicemente scaraventata a terra, però ovviamente nella caduta aveva preso vigore e quindi se avesse colpito qualcuno alla testa probabilmente insomma ci sarebbero state delle conseguenze ben più peggiori. Questa segnalazione è stata lanciata sui social, ma adesso l'hanno raccolta anche le forze dell'ordine che stanno cercando di capire, di vederci più chiaro. Pensate, solo un mese fa, per la precisione il 13 giugno, qui era stato aggredito un DJ, sempre più o meno in quell'orario, erano circa le 22:30, l'uomo stava concludendo la serata, come è solito fare, in uno dei locali di questa piazzetta, che sono numerosi, e quando è proprio stato aggredito da un uomo che l'ha colpito al setto nasale, gli ha causato parecchie ferite ma anche molti danni, perché l'attrezzatura di fatto è da buttare via, peraltro non può neanche sostituirla subito perché ci sono indagini in corso, danni per migliaia di euro, tanto che il DJ che noi abbiamo sentito questa mattina si è già rivolto anche a un avvocato per poter chiedere i danni al suo presunto aggressore. Lui un mese fa aveva sporto denuncia contro ignoti, l'aggressore all'epoca era una persona di circa 60 anni, una vicenda che sta ovviamente creando un po' di preoccupazione qui e sulla quale continueremo ad aggiornarvi. Direi che per ora è tutto, io ringrazio Federico Cibotto per la collaborazione tecnica. Da Abano, Marta, la linea può tornare allo studio. Grazie, buon lavoro ai colleghi della redazione di Padova e restiamo a Padova con la cronaca giudiziaria. 8 anni di processo hanno messo la parola fine ad una tristissima vicenda, la violenza subita da una 13enne da parte di un anziano che frequentava la sua famiglia. L'uomo, adesso 87enne, è stato condannato in via definitiva e portato in carcere. Aveva solo 13 anni e si fidava di quel nonno acquisito che frequentava la sua famiglia. L'uomo, approfittando della sua fiducia, aveva abusato di lei. Era il 2018. Da quel momento è iniziata un'indagine che ha portato al processo istruito dal Tribunale di Rovigo, competente per il territorio della Bassa Padovana. Nel 2022 la sentenza di primo grado che aveva condannato l'anziano a 6 anni per violenza sessuale. Il processo d'appello aveva riformato la sentenza che adesso la Cassazione ha reso definitiva. L'87enne dovrà scontare una condanna di 6 anni e per l'uomo che si è trasferito nel frattempo in Emilia-Romagna si sono aperte le porte del carcere. Tragico epilogo delle ricerche dell'escursionista trevigiano del quale non si avevano più notizie da domenica. Il 74enne è stato trovato morto in fondo al bus del Buson, alle pendici del gruppo dello Schiara, a pochi chilometri da Belluno.
Un libro aperto in mezzo al sentiero che scende ripido fino al canyon del Bus del Buson, alle pendici del gruppo della Schiara. È una traccia fatale, quella del vecchio sentiero dismesso che collega Case Bortotta alla valle scavata dal Lardo, che oggi scorre 150 metri più sotto. È lì che nel pomeriggio si sono perse le speranze di trovare in vita Gianpietro Frare, 74 anni ancora da compiere. Dell'uomo era stata denunciata la scomparsa domenica sera ai carabinieri di Conegliano dopo che i familiari allarmati non lo avevano più visto rientrare a casa. Domenica mattina una segnalazione arrivata al 118 che riferiva di aver udito attorno alle 8 reiterate richieste di aiuto aveva già mobilitato la macchina dei soccorsi, ma le ricognizioni effettuate da Falco 2 e dall'elicottero dei vigili del fuoco, oltre che da terra, non avevano dato riscontro alcuno e in assenza di indizi la ricerca si era fermata. Attorno a mezzanotte e mezza la denuncia di scomparsa di Gianpietro Frare, presentata dal figlio dell'uomo, ha rimesso in moto i soccorritori. Le ricerche sono riprese immediatamente. Dopo il ritrovamento dell'auto dell'uomo si sono concentrate nella zona fra Case Bortotte e Ponte Mariano. I soccorritori hanno ripassato al setaccio sentieri e troi anche con l'ausilio di droni e unità cinofile. Attorno alle 14:30 il corpo del 74enne è stato ritrovato in fondo al Bus del Buson e si ipotizza che lì sia finito dopo essere ruzzolato per un'ottantina di metri seguendo la vecchia e ripida traccia che si dipana quasi parallela al nuovo sentiero. La salma, ottenuto il nulla osta della magistratura, verrà recuperata dai vigili del fuoco. Alle ricerche hanno partecipato una trentina di persone del Soccorso Alpino di Belluno, Feltre e Longarone, della Guardia di Finanza e della Polizia. Giovanni Gatto, l'ex parroco originario di Montebelluna, ora educatore in comunità, è stato aggredito da un minore straniero, è accaduto in provincia di Pescara. Il suo sogno è tornare nel Trevigiano. Tutto è accaduto per un rimprovero. Il minore stava gettando una busta con delle bottiglie di birra vuote, alcol che non potrebbe entrare nella casa famiglia dove sono accolti giovani che hanno commesso dei reati. Ad accorgersi Giovanni Gatto, ex parroco originario di Montebelluna, che dopo aver abbandonato il sacerdozio lavora come educatore. In quel momento sto ragazzo, sentendosi rimproverato, sentendosi preso, diciamo, in flagrante, lì in flagranza, e mi ha sferrato un pugno, però sono riuscito a evitare il peggio perché abbassando la testa mi ha preso giusto l'orecchio destro, sfiorando il timpano. Lì mi è caduto il cellulare, ma nel mentre già stavo chiamando il 112 perché avevo già capito come poteva andare a finire. Immediata la denuncia ai carabinieri, Gatto ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari riportando un lieve trauma cranico commotivo. Il disagio giovanile è un problema di non facile soluzione. Hanno bisogno veramente di esempi, hanno bisogno di testimoni, se no tanti poi si trovano anche senza genitori, come sappiamo, oppure sono emigrati, e se non trovano persone valide di riferimento dopo possono essere anche adescati da un mondo criminale, da un mondo che è quello dell'associazione anche a delinquere, quindi ci sono proprio delle baby gang. Ecco, io ho constatato questo in questi mesi di esperienza che sto facendo con loro. Giovanni ha deciso di lasciare il sacerdozio per cercare una nuova vita perché, ci ha raccontato, voleva trovare l'amore. Non mi sono pentito perché mi sento sempre cristiano, anzi mi sento anche come prima ancora prete, perché anche se non esercito più perché ho chiesto la famosa dispensa dal celibato, ma il mio essere cristiano con tutti i miei difetti e pregi come avevo anche prima lo porto avanti. Il suo sogno è quello di tornare in terra trevigiana. Me lo auguro, è anche, diciamo, una richiesta che voglio anche fare. Mi auguro sì di poter ritornare nella mia terra che mi ha dato le origini, dove ho vissuto i miei primi 19 anni della mia vita. È una terra che mi manca. L'addio straziante al piccolo Simone, morto travolto dall'auto guidata dalla nonna in centinaia ieri ai funerali a Zero Branco. Bastava incrociare il tuo sguardo per ricevere uno dei tuoi sorrisi dolcissimi, un sorriso che sembrava dire che bello vederti e che riusciva a riempire il cuore di gioia e serenità. È stato un dono immenso conoscerti,
stringere la tua manina e accompagnare i tuoi piccoli passi. Sono i ricordi semplici e delicati delle maestre d'asilo ad accompagnare il piccolo Simone Chelaru nel giorno dell'addio, dentro e fuori la chiesa di Sant'Alberto a Zerobranco, dove un'intera comunità si è stretta attorno alla famiglia del bimbo, morto a solo 1 anno e 10 mesi dopo essere stato investito dall'auto guidata dalla nonna, ora indagata per omicidio colposo nel cortile di casa in via Tiveron. Nonna Valentina, che straziata dal dolore ha assistito alle esequie officiate in rito ortodosso accanto ai genitori Olga e Yurie, all'altra figlioletta Sofia, ai parenti, agli amici, ai vicini di casa, un lutto composto e profondo il loro, segno di una famiglia che rimane unita anche in questi momenti bui. Torna il giorno del battesimo l'officiante, padre Marius Cocciorva. E auguravo per lui una vita lunga, felice. Speravo di vederlo sempre crescere, diventare grande, però ecco questo dramma che è molto pesante. Difficile trovare consolazione, afferma padre Marius, se non nella fede, ma soprattutto nell'amore. Perché l'amore, cari fratelli cristiani, non è, come dicono alcuni, un tipo di sentimento umano. L'amore è terapeutico, l'amore è terapia. Quello di Simone di certo era un amore semplice ma potente che ha riunito centinaia di persone che poi in corteo lo hanno accompagnato al vicino cimitero. Il tuo sorriso, i tuoi giochi, le tue conquiste e la tua infinita dolcezza resteranno per sempre custoditi tra le mura del nostro nido e dei nostri cuori. Buon viaggio, piccolo grande angelo, continua a splendere, sorridere e giocare tra le nuvole. Riposerà vicino alla sua famiglia Simone e a quei tanti amici che lo hanno salutato lanciando in aria dei palloncini bianchi e azzurri. Un aggiornamento ora sulla notizia che vi abbiamo dato all'inizio del TG relativa alla chiusura dell'autostrada 4 tra Porto Gruaro e Cessalto per un incidente tra mezzi pesanti che ha coinvolto, appunto, lo vedete, anche una bisarca ed altri 2 tir. Ebbene, proprio pochi minuti fa è stato riaperto il tratto di autostrada ed anche lo svincolo di San Stino di Livenza in direzione di Venezia, ecco l'allacciamento A28 a 4. Attualmente, informa comunque una nota di Autostrade Alto Adriatico, si registrano code a tratti tra la Tisana e San Stino di Livenza, sempre in direzione di Venezia. Ed ora nel Trevigiano, a Loria, con ancora la piaga dei furti che negli ultimi giorni appunto stanno battendo l'area. Ci aggiorna in diretta Vanessa Banzato. A te Vanessa, buongiorno. Buongiorno a te Marta e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Sì, hai detto bene, c'è questa raffica di furti che sta battendo tutto il territorio tra Bassanese, Trevigiano, Vicentino, insomma nessun comune è risparmiato da questa ondata, questo raid di colpi tra tentati e riusciti nelle varie abitazioni da parte dei malviventi. Nello specifico ci troviamo proprio in centro a Bessica di Loria, dove nella notte è stata colpita via Baroni, la centralissima via Baroni. In un caso specifico i ladri hanno provato a entrare in un'abitazione dove vive una signora anziana. Lei si è accorta proprio mentre stava chiudendo le finestre della presenza di questi malviventi, si è messa a urlare e li ha messi in fuga. Qui a Loria, a Bessica, c'è il terrore, vero e proprio terrore. Abbiamo sentito diversa gente che non ha voluto parlare davanti alla telecamera, ma ci ha espresso la paura anche di restare da sola in casa. C'è chi ci ha detto io attacco l'allarme, io mi blindo nella mia abitazione perché ho il terrore anche di uscire con il cane. Quindi questa situazione è davvero angosciante. I furti si sono verificati a Bessica di Loria e sono verificati anche nella vicina frazione
di San Zenone degli Ezzelini Carainati, dove anche in questo caso sono state battute diverse abitazioni tra colpi riusciti e colpi tentati. Arrivano come sempre dalla campagna, riescono a scavalcare con un'agilità estrema le recinzioni, entrano e se riescono ad andare dentro, andare a colpo sicuro va bene, se no insomma vanno nella casa vicina. Quindi è una situazione che sta davvero allarmando e mettendo in ginocchio l'intero territorio. La gente chiede più sicurezza, la gente chiede più tutele, la gente chiede pene certe, perché ne abbiamo sentiti anche nelle varie nostre interviste che vi proponiamo quotidianamente. Siamo stati nel Bassanese, siamo stati a Tezze sul Brenta, siamo stati a Mussolente, adesso siamo tornati qua, siamo venuti qua a Loria. La gente chiede pene certe, perché dicono non ne possiamo più, non ha senso che questi malviventi magari vengano catturati e poi dopo un giorno siano rimessi in libertà. Quindi è davvero una situazione cui dovrebbero pensare e su cui dovrebbero davvero concentrarsi gli organi, soprattutto gli organi politici. Per il momento da Bessica di Loria è tutto. Marta, ti ricedo la linea. Grazie a Vanessa Vanzato, noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Eccoci di nuovo in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Allerta Maranza a Roncade, sentiamo cosa sta succedendo. Una bottiglia di Jack Daniel l'hanno lanciata in mezzo alla strada con una violenza piuttosto impattante, hanno fatto arrivare la bottiglia fino appunto dall'altra parte, poi hanno lanciato un bicchiere, poi saltavano sopra i tavoli e addirittura di là hanno buttato un ombrellone in acqua dentro il fiume di un altro locale, 2 tavoli, insomma è una situazione abbastanza pesante. Sono sequenze di un sabato sera decisamente sopra le righe, quelle che arrivano da via Roma, pieno centro di Roncade, dove un gruppo di giovanissimi ha dato il peggio di sé, complice forse i fumi dell'alcol. Le bottiglie in strada solo per caso non colpiscono delle auto in transito. 5 secondi dopo, ma con una violenza proprio... È andata molto bene, sì, è andata molto bene. Io ero seduto al bar di là, se avessero lanciato magari 5 metri più a destra magari mi sarebbe arrivata addosso. Alcuni dei giovanissimi sono seduti ai tavolini del bar ai Portici, chiuso a quell'ora, non è neanche mezzanotte, l'intervento del titolare è immediato. Si prendono le sedie, cominciano ad aprirsi bottiglie, a fumare, spengono le sigarette sopra i tavoli, fanno un po' di confusione, un po' di parapiglia e poi appunto non sistemano le cose. Diciamo che è da un mesetto a questa parte che sta cominciando a crearsi queste situazioni, non solo nel mio locale ma in tutti i locali qui a Roncade. Lo stesso Florian li ha affrontati, ma uno solo ha rimesso a posto una sedia, per il resto sembra prevalere la logica del gruppo. Avranno 13-15 anni, non gli do più anni e appunto non capisco neanche io, anche i genitori stessi, come facciano a lasciarli andare in giro così. Episodi che non vanno sottovalutati. Dino Lorenzon è una delle memorie storiche di via Roma. Tutte le sere faccio i miei soliti 4 passi, però da un po' di tempo esco con un bel bastone, però alla mia età anche il bastone serve poco. Roncade è un paese tranquillissimo, però queste cose sono avvisaglie che sono da prendere in considerazione. Jesolo, proprio per contrastare la presenza dei cosiddetti Maranza, il comitato di Piazza Mazzini, assieme all'amministrazione comunale, ha impedito l'utilizzo di una panchina che solitamente veniva utilizzata come ritrovo, è stata trasformata in fioriera. Vediamo. La panca veniva usata non per le famiglie che si sedevano o presenziavano la sera, ma bensì da personaggi poco affidabili che ne facevano un uso improprio per affari loro anche poco leciti e presidiavano la piazza, la panca, per più ore, lasciando anche immondizia, sporco, e quindi abbiamo così preso l'iniziativa di limitare l'uso della panca. Delle fioriere sopra la panca così da renderla inaccessibile. È stata definita un'iniziativa anti-Maranza, quella presa dal comitato di Piazza Mazzini in accordo con l'amministrazione di Jesolo per limitare e di fatto impedire che giovani o giovanissimi, spesso ubriachi, facciano del luogo un posto di controllo e di ritrovo. Limitiamo anche l'uso dei bagni che veniva fatto da persone che si andavano all'interno per lavarsi e fare
fare le loro cose e non erano a servizio della comunità. Dopodiché è stata presa un'iniziativa con i locali di Via Nievo di chiudere alle 3 e non più andare avanti fino a oltranza, fino al mattino, in maniera da limitare che chi usciva dalla capannina non uscisse dalla capannina alle 3, che è l'orario di chiusura, e dopodiché si fermasse qui in piazza a fare di tutto fino al mattino e quindi creava disagio. Non solo, alle forze dell'ordine è stato messo a disposizione in piazza anche un parcheggio prima adibito a carico e scarico e chiuso dall'1 di notte alle 7 del mattino, Galleria Schiavon. Sono cambiati i tempi, purtroppo oggi si va a estremizzare molto perché bisogna comunque far vedere che sia qualcuno con questi gesti. Io ritengo che la strada tracciata con l'amministrazione e il comitato sia importante e abbiamo definito un percorso. Il percorso è quello di dare alla piazza un significato di salotto e questo è importante che venga recepito da tutti. Torniamo ora nel Vicentino, a Malo, per parlare dell'inquietante episodio che si è verificato l'altra notte con l'incendio del capannone che ospita l'azienda del sindaco. L'amministratore svolge un ruolo quando è all'interno del palazzo comunale, poi ha anche una vita familiare, ha un'attività. Io ho un'attività che ha oltre 40 anni che oggi è stata distrutta. Chi ha voglia di rimettersi in piedi, chi ha la forza di rimettersi in piedi, dove trovo le risorse? Dopo le minacce e gli incendi, un capannone distrutto, un'azienda di oltre 40 anni messa in ginocchio e molti interrogativi ancora senza risposta. È il bilancio del violento rogo che nella notte ha distrutto l'azienda, sede di un'autofficina specializzata nella vendita e sostituzione di pneumatici del sindaco di Malo, Moreno Marsetti. Il capannone in via Europa, Isola Vicentina, è stato completamente divorato dalle fiamme. Un incendio che sembrerebbe non arrivare a caso. Solo qualche mese fa Marsetti era stato bersaglio di minacce di morte, con un biglietto lasciato sulla sua auto con scritto "Ti facciamo saltare insieme alla macchina". Ecco perché le taniche di benzina trovate nei pressi degli ingressi della sua attività lasciano spazio all'ombra del dolo. In 16 anni di amministrazione idee me ne sono fatte tante, bisogna cominciare a prendere in mano la situazione e cominciare a risolvere le cose come devono essere risolte. Non si può più giustificare, il buonismo non può esserci più in una situazione quando soprattutto ci si accanisce contro un amministratore. Le fiamme hanno impegnato per ore 25 vigili del fuoco che sono riusciti a evitare il coinvolgimento delle attività vicine. Al lavoro anche i tecnici dell'ARPAV e la polizia locale. La struttura completamente inagibile è sotto sequestro e i carabinieri insieme alla Digos sono a lavoro per far luce sull'origine del rogo che ha spazzato via in una sola notte un'intera vita di lavoro e sacrifici. Ti demolisce perché un amministratore che si trova in queste condizioni a dover amministrare già con difficoltà, perché già siamo impotenti davanti a certi temi come la sicurezza, ci metti l'impegno, ci metti la faccia e poi si riversa tutto nella tua proprietà, una proprietà costruita e costituita in oltre 40 anni da mio papà. Adesso ci troviamo con oltre 2 milioni di euro di danni, stimo così, ma saranno anche di più, e con un dubbio se riaprire o non riaprire e continuare quello che ho svolto fino adesso. A Belluno ora preoccupazione diffusa sullo stato di salute dell'occhialeria. Questa mattina ha presentato uno studio di CGIL, CISL e UIL. Ci aggiorna Tiziana Bolognani. Lo stato di salute dell'occhialeria non è buono ai noi e non è soltanto una percezione, lo dicono anche gli studi scientifici che hanno passato al setaccio tutte le peculiarità di questo settore che in provincia di Belluno negli anni 90 ha vissuto i suoi fasti, ma che mano a mano abbiamo osservato cadere per alcune aziende, per alcune individualità anche nel baratro, e questo è un momento molto particolare. Luca Romano è lo studioso che ha offerto le sue capacità e le sue conoscenze per raccontarla questa situazione. Dunque è vero, Romano, che l'occhialeria non sta bene? Non sta bene come una volta. I motivi sono ovviamente di quadro internazionale, i dazi americani
se pensiamo in questa provincia si produceva 1/4 di esportazioni per quel mercato lì, sono molto ridotti, e poi c'è questa, diciamo, ascesa della Cina che fino a qualche anno fa non era prevista con questa velocità e anche con queste caratteristiche. La Cina oggi non solo primeggia per quantità di occhiali prodotti, ma anche ha fatto passi da gigante nel miglioramento della qualità, e quindi è un concorrente sia di mercato sia di produzione. Che cosa succede sul territorio? Il territorio naturalmente reagisce a questa situazione con le modalità che sono più convenienti in una fase difficile, e quindi le aziende maggiori, per esempio, hanno introdotto 3 criteri di comportamento: non aumentare i prezzi e i margini per i fornitori, quando c'è caduta di volumi di lavoro internalizzare delle produzioni, e in taluni casi riprendere quella che era stata un po' raffreddata, la strada di delocalizzare delle produzioni. Quindi chi sta soffrendo? Sta soffrendo soprattutto il distretto vero e proprio, quell'arcipelago fatto di tantissime lavorazioni conto terzi, di produttori di componentistica, di produttori di pezzi specializzati o di macchine, che vede sottrarsi un'amplissima fetta di mercato. Senta, scusi Romano, io chiedo anche a lei, lei sta osservando evidentemente che cosa sta capitando a livello nazionale e internazionale riguardo il futuro di Luxottica, no? Cioè quello che stanno combinando, diciamo, gli eredi, che se la stanno giocando contrariamente a quanto aveva probabilmente immaginato, ipotizzato il patron del vecchio. Secondo lei e secondo quello che lei può osservare, Luxottica, Essilor Luxottica sta correndo dei rischi importanti? Ma il legame, diciamo, con questo territorio è fortissimo, quindi noi dobbiamo capire che sicuramente l'emergere dell'occhiale tecnologico, e soprattutto dal punto di vista del suo contenuto medicale, è una rivoluzione che comporta comunque uno spostamento di business verso la cura, gli ospedali oftalmici e quant'altro. Questo riguarda quindi una dimensione meno centrale della produzione degli occhiali di lusso. Tuttavia speriamo, insomma, che abbia seguito l'annuncio di portare la produzione dell'occhiale intelligente nello stabilimento di Agordo, perché questo consente anche di aprire il mercato del lavoro a una serie di profili più giovani dal punto di vista generazionale, e anche con competenze legate alle tecnologie di cui il territorio si potrebbe appropriare. E siamo nuovamente in diretta con l'approfondimento di oggi dedicato alla Banca dei Tessuti. Ringrazio per essere qui con noi la dottoressa Diletta Troian, direttrice Grazie. della Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto, e da poco riconfermata anche alla presidenza dell'AIBAT, che è l'Associazione Italiana delle Banche dei Tessuti. Il tema dal quale volevo cominciare è un tema fortunatamente lieto e bello, perché solitamente quando si parla di donazione di tessuti molto spesso c'è anche una parte di dolore che accompagna purtroppo le persone che fanno questa scelta di grandissima generosità. Nel caso specifico invece la donazione della placenta delle neomamme nasce proprio da un lieto evento, possiamo dirlo, quindi dalla nascita di una nuova vita, e c'è uno studio proprio recentissimo che avete portato avanti relativo all'utilizzo della placenta donata appunto dalle mamme per curare i bambini che riportano delle ustioni. Vuole parlarcene, dottoressa? Sì, assolutamente. Intanto grazie mille appunto per l'invito. Sì, assolutamente. La donazione di placente è sicuramente la donazione che ci dà anche a noi operatori più gioia e più soddisfazione, perché non hai solo la gioia del trapianto, ma in questo caso hai anche la gioia
gioia ovviamente della donazione, perché incontriamo le mamme nel probabilmente uno dei giorni più felici della loro vita. Questo lavoro è stato pubblicato grazie al supporto ovviamente dell'equipe del Centro Ustioni di Padova, guidata appunto dal professor Azzena, nella quale abbiamo raccolto i dati dei pazienti più fragili, più delicati, che sono ovviamente i pediatrici, perché ci sono moltissimi lavori nell'adulto, però abbiamo voluto insomma raccogliere questa centinaio di follow-up dedicati appunto ai bambini che in media 1 anno, 2 anni, quindi, o addirittura 0 anni, quindi piccolissimi, quindi parliamo di neonati, con gravi ustioni, dove ovviamente la riepitelizzazione, la rigenerazione di zone, se pensiamo alla faccia, alle mani, alle articolazioni, è fondamentale, sia per il ripristino della funzione, ma sia poveri soprattutto per il dolore e la possibilità di infezioni. Ecco, quindi diciamo con le placente donate che cosa si riesce a fare, dottoressa? Allora, quello che noi facciamo appunto nei nostri laboratori è quella di separare questo sottilissimo e preziosissimo foglietto che si chiama tecnicamente appunto membrana amniotica dal corion. La membrana amniotica è quella sottile membrana che guarda il feto. Abbiamo visto... Quindi la più interna, diciamo. La più interna, esatto. Se ci pensate, anche a livello, senza appunto controllare PubMed o essere sanitari, si pensa che questa placenta, questa membrana, permette la crescita del feto dandogli tutti i nutrienti e allo stesso tempo proteggendolo dalla maggior parte degli agenti patogeni. Di conseguenza quello che abbiamo visto è che applicata in un'ustione, in un'ulcera, in una ferita difficile, ha delle potenzialità pazzesche, quindi già nel giro di pochi giorni con una sola applicazione riesce tranquillamente a rigenerare la ferita e ridare soprattutto l'elasticità originaria della pelle. Quindi non ci sono, diciamo, altri tessuti che hanno questa capacità? Allora, diciamo così attivi no. Quindi ci sono sicuramente terapie avanzate che vanno appunto al di fuori del nostro ambito trapianti, ma sicuramente la membrana amniotica è l'unica, noi lo chiamiamo con la power, quindi che ha appunto quella carica che altri tessuti invece che noi chiamiamo strutturali, come può essere un tendine, anche una valvola cardiaca, una fascia lata, una vena saffena, un'arteria, sono in grado appunto di ripristinare la funzione originaria del tessuto che manca, ma non a dare anche quel qualcosa in più che la membrana amniotica dà grazie alle citochine e ai fattori di crescita che contiene naturalmente. Quindi insomma un risultato davvero straordinario, sì, quello di questo studio che è stato portato avanti. Approfittiamo, no, di questa vetrina anche per parlare con le mamme, le future mamme, perché donare la placenta è un gesto di grandissima generosità che non porta nulla, perché di fatto queste placente andrebbero gettate altrimenti dopo il parto. Assolutamente sì, appunto è materiale purtroppo che noi definiamo di scarto, perché comunque ovviamente se, salvo diverse indicazioni particolari in cui serve fare degli esami d'approfondimento perché magari c'erano dei dubbi, la placenta va analizzata, ma sono rari casi, ovviamente questa placenta andrebbe eliminata. Anzi, abbiamo sviluppato dei protocolli per cui riusciamo anche a garantire altre tipologie di donazioni, come ad esempio il sangue cordonale, perché spesso ci viene fatta questa domanda, quindi con i dovuti protocolli ospedalieri, ovviamente senza variare in alcun modo la procedura del cesareo in elezione, appunto questa placenta di fatto viene donata. Ovviamente, riprendendo la tua domanda, abbiamo infatti è l'unico tessuto perché abbiamo lo 0% di opposizioni, perché ovviamente non vi è finora nessuna mamma che ha detto no, esatto. Spesso più che altro magari non c'è la corretta informazione e quindi questo è molto importante proprio perché magari le mamme non sanno di poterla donare durante il parto cesareo. Ecco, quindi tutte le mamme la possono donare sostanzialmente la di base sì, perché comunque la mamma è una persona sana in quel momento lì. Diciamo che ci sono delle piccole controindicazioni che però appunto le confrontiamo con noi, quindi alcuni magari tipi di malformazioni, alcuni tipi di diabete, ma insomma che valutiamo noi poi con il ginecologo, però nella maggior parte dei casi non vi sono controindicazioni. Diciamo che l'unico grande differenza rispetto ad altri tipi di donazioni è che questa va fatta solo nei cesarei in elezione, quindi non con parto naturale, perché ovviamente vi è una contaminazione maggiore che non permette poi di poterla trapiantare
in altro diciamo individuo. Ecco. Quindi si può fare solo con il cesareo. Esatto. Ecco, quindi diciamo l'appello che voi volete lanciare alle future mamme, dottoressa? Beh, sicuramente appunto che il fatto di poterci donare la placenta può cambiare assolutamente le condizioni critiche di alcuni pazienti pediatrici, quindi se nell'ospedale dove magari viene effettuato il cesareo non c'è questo tipo di donazione, magari fatelo presente agli operatori sanitari che ci contattino in modo da poter sensibilizzare e creare poi il percorso, insomma, o chiedetelo voi stesse se appunto c'è la possibilità di donare la placenta, perché possiamo fare la differenza, ecco. Beh, sicuramente, soprattutto pensando che si tratta di bimbi esatto. Piccoli che insomma magari hanno avuto degli incidenti che sono particolarmente gravi, particolarmente dolorosi, quindi è davvero importante questo e ci riempie di soddisfazione anche, no, che la Banca dei Tessuti del Veneto sia proprio all'apice, no, di questa iniziativa che sicuramente è molto, molto importante. La Banca dei Tessuti del Veneto, dottoressa, allargando un po' il quadro, di che cosa esattamente si occupa? Qual è la mission? Perché magari se ne sente parlare ma non tutti ne sono informati. Certo. Allora sì, allargandoci appunto un po' di più, diciamo seguendo un po' il filone della placenta, ovviamente la nostra Banca dei Tessuti si occupa dall'espianto, quindi in sala operatoria, da donatori diciamo deceduti, quindi che possono essere deceduti con morte cardiaca o morte cerebrale, e da cui ovviamente possiamo espiantare varie tipologie di tessuti, quindi che vanno dal cuore alle vene, alle arterie, ai tessuti muscoloscheletrici, alla cute e al derma. Cute la cito perché adesso appunto dopo i casi di Crans Montana sicuramente se ne è parlato molto, e oppure appunto da donazioni da vivente, dove si possono donare placente, testa di femore, vene assafene e altre tipologie di tessuti. Tutti questi tessuti poi vengono portati nei nostri laboratori classificati, vengono decontaminati, preparati e crioconservati. Questa crioconservazione permette, soprattutto nel caso della membrana, di mantenere le caratteristiche originarie del tessuto. Quindi quando poi il chirurgo ce la chiede, e la nostra distribuzione è nazionale e anche all'estero, ove necessario, ovviamente garantisce che il tessuto arrivi come era originariamente, quindi con le stesse funzioni meccaniche e proprietà elastiche. E di conseguenza, ecco, quindi noi facciamo da anello d'unione tra appunto la donazione e il trapianto. Ecco, nel panorama diciamo internazionale, come si colloca la Banca dei Tessuti del Veneto? Sì, allora non vorrei sembrare arrogante, ma insomma i numeri parlano, ecco, diciamo che anche l'anno scorso abbiamo fatto un record e poco fa mi hanno stampato i dati del primo semestre, insomma siamo già a 5.000 tessuti quasi distribuiti nel primo semestre, quindi una proiezione di quasi 10.000 che sarebbe un record, ecco, nazionale, e quindi sì, a livello nazionale diciamo siamo l'unica banca multitessuto, quindi l'unica che è autorizzata dal Centro Nazionale Trapianti, che dipende dall'Istituto Superiore di Sanità, per tutte queste tipologie, e anche a livello europeo insomma ce la giochiamo con grandi nazioni come può essere la Spagna e la Germania, insomma siamo allineati, ecco, con le altre grandi nazioni, insomma siamo tra i primi tre, diciamo, ecco. Quindi insomma i veneti possiamo dire sono anche generosi in questo. Assolutamente sì, perché appunto ci piace sempre ricordare poi anche quando facciamo questo tipo di approfondimenti che il tutto è permesso grazie alla generosità del Veneto in primis, perché la maggior parte dei nostri donatori ovviamente provengono dalla regione Veneto, nonostante appunto noi siamo anche banca di riferimento di molte altre regioni, non hanno la rete trapianti e la generosità evidentemente che contraddistingue appunto il Veneto. E quindi un pensiero naturalmente va alle famiglie, no, che prendono questa decisione, un pensiero e un ringraziamento, perché è proprio grazie a questa scelta che sta a monte, no, che poi si riesce a salvare la vita a tante persone, o nel caso che si diceva della placenta a alleviare le sofferenze e in prospettiva anche a dare una vita migliore a questi bimbi. Giustamente lei diceva dopo Crans Montana se ne è parlato tanto, tanti ragazzi hanno riportato ustioni molto gravi, per cui questo gesto diciamo di donare la placenta sicuramente ha un'importanza davvero grande. Sì, anche perché appunto rispetto ad altri tessuti la placenta è un tessuto
di cui abbiamo molta disponibilità. Se ci pensate, donatore deceduto, ovviamente è anche limitata la fascia di prelievo, mentre placente fortunatamente, insomma, nascite ce ne sono, e quindi non tantissime, ma insomma, ma insomma per fortuna sì, ce ne sono. Ne abbiamo. Per fortuna ne abbiamo. Esatto. Dottoressa, io la ringrazio per essere stata con noi. Buon lavoro naturalmente. Grazie. Perché ne avete tanto ed è davvero importante. Grazie dunque a Diletta Troian, direttrice della Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Ci rivediamo tra poco, restate con noi. Eccoci di nuovo in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Si allarga a macchia d'olio il caso del gasolio sporco annacquato che dopo il rifornimento causa danni ingenti ai motori delle auto. Le prime denunce sono della settimana scorsa a Belluno e Treviso, ora le segnalazioni arrivano anche dalle province di Venezia e Udine. Un'auto che si spegne all'improvviso nel cuore della galleria di Segusino è l'ultimo e più preoccupante episodio di quella che oramai sembra essere un'emergenza legata al gasolio contaminato. Dopo i primi 4 casi denunciati la scorsa settimana da Adiconsum, 3 rifornimenti effettuati nel Bellunese e 1 nel Trevigiano, le segnalazioni continuano ad aumentare. Pesanti i danni ai motori delle auto, dai 3 ai 4.000 euro ad ogni intervento. Negli ultimi giorni l'Associazione dei Consumatori ha raccolto altri 4 casi documentati. Oltre alle province di Belluno e Treviso, ora risultano coinvolte anche Venezia e Udine. Questa mattina sono arrivate 7 segnalazioni di rifornimenti fatti a Belluno, fatti a Trichiana, fatti a Mestre, fatti a Montebelluna, fatti a Sappada, fatti persino in Val di Fassa, tutti accomunati dal fatto di essere approvvigionamenti di gasolio che hanno bloccato il motore della macchina. Tra gli episodi segnalati un rifornimento sul Terraglio a Mestre con l'auto finita in panne e un altro a Sappada. Secondo le diagnosi dei meccanici, in tutti i veicoli sono stati trovati acqua e agenti contaminanti nel filtro del carburante, ma nel caso dell'auto rimasta bloccata nella galleria di Segusino sarebbero state rilevate perfino alghe all'interno del circuito del gasolio. Il problema è molto diffuso. Vi sono problemi nella catena di approvvigionamento del gasolio che si riverberano poi sui distributori, sulle pompe e alla fine sul consumatore. Un elemento che secondo Adiconsum conferma come il problema non riguardi un singolo distributore. Le verifiche effettuate dall'associazione indicano infatti il coinvolgimento di impianti appartenenti a marchi diversi, dalle pompe bianche ai grandi operatori internazionali. L'associazione ha già attivato il proprio ufficio legale per assistere gli automobilisti danneggiati, ma ora chiede un confronto urgente con le associazioni di categoria del settore. È importante chiaramente avere copia dello scontrino del pieno, copia della diagnosi del motore, copia di eventuali preventivi e presentarli presso la nostra associazione. La cosa importante che noi chiediamo per la sicurezza dei cittadini e per la sicurezza dei consumatori è un tavolo di confronto con le associazioni che rappresentano i distributori per capire dove il problema è nato, per capire come risolverlo e soprattutto per capire come venire incontro ai consumatori che si sono trovati con danni notevolissimi, ma anche come risolvere il problema di sicurezza che deriva da questi problemi sulla filiera di distribuzione del carburante. Nuove polemiche sul padiglione Russia alla Biennale di Venezia dopo la decisione dell'Unione Europea di tagliare 2 milioni di finanziamento, l'ente veneziano passa al contrattacco. Dopo la decisione dell'Unione Europea di tagliare 2 milioni di finanziamenti alla Biennale, sulla vicenda è intervenuto anche il Cremlino, esprimendo rammarico per il trattamento riservato alla cultura russa in Occidente, ma anche gratitudine alla Biennale per aver continuato a collaborare con Mosca. L'ha chiarito il portavoce Dmitry Peskov rispondendo a una domanda dell'agenzia russa sul taglio dei fondi.
La cultura russa in Occidente, ha detto, è sottoposta a una pressione terribile. Commentando le raccomandazioni della Commissione europea di interrompere i finanziamenti alla manifestazione veneziana dopo la riapertura del padiglione russo, bisogna esprimere gratitudine agli organizzatori che hanno collaborato e continuano a collaborare con i nostri rappresentanti, ha concluso, e congratularsi con loro per essere liberi dalla ristrettezza mentale che attualmente domina l'Europa. Se le polemiche sul padiglione russo alla Biennale si erano dunque spente, ora si stanno riaccendendo, soprattutto da parte di chi ritiene che l'ente abbia dimostrato un'eccessiva apertura nei confronti di Mosca. La Regione Veneto però è dalla parte della Biennale. Il governatore Stefani, componente del CDA, ha infatti confermato fiducia a Buttafuoco, mentre per ora il Comune non commenta la questione. Non resta che attendere mercoledì mattina, quando a Ca' Giustinian si riunirà il Consiglio di amministrazione col primo punto all'ordine del giorno proprio il caso Russia e i contributi tagliati. Il presidente Buttafuoco è determinato, forte anche di una Biennale Arte che consolida numeri da edizione record, registrando un aumento di visitatori del 20% rispetto al 2024. La politica ora entra nel vivo, il dibattito sulla riforma della legge elettorale. In primo piano il nodo della reintroduzione delle preferenze, un'eventualità che divide le opinioni in Parlamento ma appare gradita agli elettori. La scelta preferenze sì, preferenze no si intreccia con altri ragionamenti, quindi non sta a me in questo momento esprimere un pensiero, però io sono sempre favorevole al fatto che i cittadini debbano scegliere coloro che li debbano rappresentare. La reintroduzione delle preferenze nella legge elettorale nazionale rappresenta uno snodo cruciale nell'approvazione del nuovo testo. La proposta di riforma presentata dal governo Meloni prevede ancora il voto su liste bloccate, ma un emendamento pro preferenze di Fratelli d'Italia, Noi Moderati, UDC, senza la firma di Forza Italia e Lega, ha riaperto i giochi e diviso la maggioranza. Sicuramente è molto più democratico avere le preferenze. Non so se la soluzione prospettata in questi giorni, che comunque vedrà sicuramente decine e decine di emendamenti, lo sappiamo insomma come vanno queste cose, sia la migliore, cioè il discorso del capolista e poi invece altri tre mi pare con le preferenze. Io farei tutti con le preferenze. L'emendamento sottoscritto da parte del centrodestra infatti prevede sì la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze, ma anche l'elezione automatica del primo nome in lista del partito, il cosiddetto capolista bloccato. Se nel centrodestra il dibattito è aperto, anche tra le opposizioni in Parlamento ci sono sfumature diverse. I nostri deputati del Partito Democratico tutta ieri, sabato e domenica, hanno lavorato perché oggi si depositavano tra l'altro gli emendamenti. C'è qualcuno anche nel nostro partito che dice che forse non andrebbero bene, però la maggior parte è molto d'accordo sulle preferenze, ma lo chiedono proprio i cittadini e io sono tra quelli che è d'accordo sulle preferenze. Pochi dubbi sulle preferenze sembrano averne i cittadini. La tendenza che appare predominante è che gli elettori desiderano poter scegliere oltre al partito anche il candidato. E siamo noi il popolo che dà da mangiare a Roma, quindi siamo noi che dobbiamo decidere chi votare, quindi la preferenza spetta a noi. È giusto indicare le preferenze. Perché sì? Perché ognuno è giusto che esponga quello che desidera, quello che è più giusto per lui. Fare liste con candidati ma non sono neanche della zona, non so se mi capisco. Nel collegio che è uno siciliano, ma non per il siciliano, non c'è niente. Però io voto una persona che conosco, che mi fido, che ho fiducia. Non ne so moltissimo perché ultimamente non mi interesso molto di politica perché alla fine abbiamo visto che non cambia nulla. Però ritengo che comunque sia l'unico strumento che abbiamo per dimostrare il nostro disappunto, quindi preferenze sì, direi. E al tema delle preferenze era dedicato anche il nostro sondaggio di ieri, questo dunque l'esito che è stato reso noto nel corso di Ring. Elezioni, la legge elettorale deve avere le preferenze, era la domanda alla quale vi abbiamo chiesto di esprimere la vostra opinione. Bene, il 92,3% ha risposto sì, appena il 7,7% ha risposto no.
Ed ora l'ondata di calore e il problema della siccità che sta interessando anche la nostra zona. La portata dei fiumi è diminuita anche del 70% secondo i dati che sono stati resi noti dai consorzi di bonifica regionale. A Ring ha parlato il presidente di Ambi Veneto, Alex Vantini. Sentiamo. I consorzi hanno già iniziato non un vero e proprio razionamento, ma a lanciare, diciamo, degli appelli per gli utilizzi rigorosi e rispettosi della risorsa. La risorsa acqua sta diventando un bene sempre più prezioso da utilizzare in maniera mirata e senza sprechi. Dall'ottobre del 2025 al giugno del 2026 in Veneto è piovuto il 26% in meno del normale. Intervistato a Ring da Ferdinando Avarino, il presidente di Ambi Veneto, Alex Valentini, analizza conseguenze e prospettive della straordinaria siccità che sta colpendo la regione. Possiamo resistere poco, o meglio riescono a resistere dove ci sono stati degli interventi di infrastruttura della rete per la distribuzione e quindi con minori quantità di acqua si riesce a razionalizzarla e soddisfare quelle che è l'esigenza delle culture. La situazione del Po è preoccupante. Secondo i dati Ambi, nel mese di giugno la sua portata, cioè la quantità di metri cubi d'acqua che lo attraversa al secondo a Ponte Lago Scuro, è diminuita del 70% rispetto alla media storica. Il cuneo salino, cioè l'acqua che entra dal mare perché non c'è più la pressione del fiume, è risalita di quasi 30 chilometri. Adige, Tagliamento, Sile, Brenta e Piave non stanno meglio. L'Adige, che forse era quello che era più in uno stato di salute, la portata Boara-Pisani, quindi nel Polesine, è scesa a circa 65 metri cubi al secondo e anche qui quindi la risalita del cuneo salino comincia a farsi sentire, bloccando quelli che sono i prelevi per irrigazione, ma ricordiamo che da questa dipende anche le derivazioni per quanto riguarda l'utilizzo dell'idrico e quindi per l'utilizzo umano. Situazioni del genere non appaiono più destinate a rappresentare un'eccezione, così come una meteorologia che vive di periodi di scarse precipitazioni alternati a forti rovesci temporaleschi. Le nostre strutture dovranno adeguarsi a questa realtà. La rete che oggi esiste, diciamo, non ha la grande capacità di gestire tanta acqua che scende dal cielo. Quell'acqua dovremo contenerla, riuscire ad immagazzinarla per affrontare situazioni di grave siccità in futuro. E con il caldo e la siccità cresce anche il rischio incendi, soprattutto nelle aree boschive. La situazione sui colli euganei. Le temperature torride di queste settimane hanno reso arido il terreno, l'erba secca, basta una scintilla per far partire incendi boschivi. Per questo è alta l'allerta nel territorio del Parco Colli. Importante che le amministrazioni comunali sensibilizzino residenti e anche escursionisti a buone pratiche e massima attenzione per tutelare le aree boschive dei colli. È in vigore anche l'ordinanza regionale che vieta l'accensione di fuochi e barbecue, ricorda il presidente del Parco Colli. L'ordinanza regionale di qualche giorno fa è pienamente operativa perché la situazione di siccità e di grande calura non consente di poter accendere, effettuare abbruciamenti o accendere barbecue o fuochi al di fuori delle aree destinate a questo scopo. È anche un tema di sicurezza del territorio ma anche personale, perché chiaramente non ci rendiamo conto quanto questo possa scapparci di mano, perché il territorio è estremamente secco, c'è un'altra emergenza che è quella della siccità, quindi anche gli interventi poi per poter riuscire a superare quelli che sono gli eventuali incendi sono determinati da una carenza da parte dell'organico di risorse utili allo scopo. Evitare i barbecue, ma fondamentale è anche attuare comportamenti di buon senso, evitando di lasciare a terra mozziconi di sigaretta, fiammiferi o particolari rifiuti. Attenzione anche durante i lavori agricoli. Il territorio dei colli è un ecosistema importante che va tutelato. C'è uno stato d'allerta per la grande siccità, quindi abbiamo una criticità legata a rischi di incendi
in qualche comune dei Colli Euganei qualche settimana fa c'è stato un incendio e quindi l'attenzione è massima. Riuscire a essere tutti responsabili di questo percorso consente di preservare il territorio chiaramente e di goderlo in serenità. L'obiettivo è quello anche di prendere qualche grado in meno di frescura sui Colli Euganei e il vantaggio è di poterlo fruire in sicurezza e questo può essere un vantaggio per tutti. La tragedia in Venezuela. Ora Lorenzo Lambrocco ha fatto parte del team europeo di protezione civile nel disastroso terremoto che ha colpito il paese. A lui anche il riconoscimento di eroe del Venezuela. Nel momento in cui andavamo ad effettuare l'attività di sopralluogo e di censimento dei danni come EUCP Team, come modulo europeo, mi sono incontrato con una famiglia che, ahimè, aveva perso tutto, aveva perso l'abitazione, e nel momento in cui stavamo effettuando l'attività di censimento dei danni, questa donna, con le lacrime agli occhi, ci ha offerto del cibo che lei stessa aveva acquistato. Abbiamo declinato in maniera molto rispettosa, ma la signora con le lacrime agli occhi ci ha guardato e ci ha detto: ti prego, accettalo. E questo rappresenta proprio la dignità e il senso di appartenenza della comunità, del popolo venezuelano, che nonostante il dramma e la tragedia che sta vivendo non ha mai perso il senso di appartenenza, di dignità e di orgoglio nazionale. L'ingegnere strutturista Lorenzo Lambrocco è stato in missione per quasi 10 giorni alla Guaira, in Venezuela, parte di un team di 11 ingegneri inviati dal sistema di protezione civile europeo. Il suo compito era quello di organizzare e coordinare team locali ed internazionali per la verifica strutturale degli edifici colpiti dal sisma. Non era dunque parte del team che lavorava tra le macerie, ma la signora che ormai senza più nulla gli offriva del cibo, gli rimarrà dentro a lungo. Come modulo europeo abbiamo effettuato attività di censimento di danni per garantire, per dare la possibilità alle persone di rientrare nel più breve tempo possibile all'interno delle proprie abitazioni. Il censimento ha evidenziato una notevole, un massiccio numero di edifici non fruibili, quindi classificati con il simbolo rosso. Durante le operazioni il team, insignito anche del titolo di eroe del Venezuela da parte della presidente del paese, Delcy Rodriguez, ha riscontrato che più dell'80% degli edifici colpiti dal sisma non sarebbero più stati utilizzabili. Un dramma che ha richiesto anche un supporto psicologico suggerito proprio da Lambrocco. Questo sisma ritengo che tutte le persone che l'hanno vissuto in prima linea se lo porteranno dietro tutta la vita, perché la gestione emotiva di una tragedia di tali dimensioni è molto complicata e la perdita delle abitazioni, la perdita delle proprie certezze, delle proprie sicurezze poi fanno sì che la gestione e diciamo sì, l'elaborazione di questo evento si prenda molto tempo, ecco, sia lunga. A Venezia ora sono state pubblicate le 2 ordinanze per regolare la circolazione, gli spazi e la sicurezza durante i festeggiamenti nella notte del Redentore. Il tema della sicurezza è un tema molto sentito, ovviamente viene coordinato dalla Prefettura di Venezia ed è del coinvolgimento di tutte le forze dell'ordine, le quali ognuna contribuisce con una propria aliquota, con imbarcazioni e con uomini a terra. Per questo, tramite 2 ordinanze della Polizia Locale e del Sindaco Venturini, sono confermate le principali disposizioni degli ultimi anni per regolare la circolazione e gli spazi a partire dagli ingressi su prenotazione. Noi abbiamo un sistema di prenotazioni per circa 43.000 posti che sono suddivisi in 28.000 nell'area marciana, quindi da Piazza San Marco fino all'Arsenale, circa 4.500 nell'area delle Zattere e altri 9.500 nell'area della Giudecca. Ovviamente parliamo delle parti di Zattere e Giudecca che più danno verso Piazza San Marco e quindi con una maggiore visibilità dei fuochi. Questo ci permette di contingentare gli orari di accesso, di avere delle vie di fuga libere per eventuali emergenze e di poter fare un Redentore in sicurezza. Poi c'è la suddivisione degli spazi acquei per tipologia di imbarcazione.
È un'area dedicata alle imbarcazioni tradizionali vicino alla punta della dogana, un'area dedicata alle imbarcazioni a vela, poi le unità da diporto fino a una certa metratura e senza sovrastrutture e infine le due aree più esterne, prima del ponte d'Otido e prima verso l'Arsenale per le unità maggiori. Qui contiamo di avere circa 3.500 prenotazioni per circa 25.000 persone. Vetro e spray al peperoncino vietati dalle 19 con controlli preventivi sia su acqua che su terra. Per le violazioni dell'ordinanza è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro. Per l'occasione sarà aperto anche il ponte votivo. Ininterrottamente aperto al pubblico dalle ore 20 di venerdì fino alla mezzanotte di domenica. Questo consente di poter raggiungere a piedi la Giudecca durante i 3 giorni del Redentore e ovviamente vi è una sospensione tecnica un po' prima dello spettacolo pirotecnico, proprio perché durante lo spettacolo il ponte non è accessibile per motivi di sicurezza, per poi essere riaperto al termine della manifestazione. È un appuntamento religioso con una serie di messe, la Santa Messa la domenica alle ore 19, ma anche un appuntamento sportivo, perché ogni festa tradizionale a Venezia è legata a un appuntamento con la Voga alla Veneta, con il calendario delle regate comunali, e proprio domenica pomeriggio sullo specchio d'acqua della Giudecca si svolgeranno le regate del Redentore. E dalle 20:10, dopo i nostri telegiornali, Antenna 3 sarà in diretta per seguire la notte dei Foghi con i collegamenti dei nostri inviati che racconteranno le emozioni di una serata magica fino allo spettacolo pirotecnico che terrà tutti con il naso all'insù per circa 40 minuti. Prevenzione della pelle dal rischio melanoma in estate, ecco le buone pratiche da mettere in campo. Sentiamo. D'estate la pelle è esposta maggiormente ai raggi UV, vacanze al mare, lunghi bagni in acqua, ma anche passeggiate ad alta quota in giornate soleggiate mettono a rischio la nostra prima difesa. Il melanoma è il tumore maligno della pelle tra i più aggressivi. Il melanoma è un tumore che origina nella maggior parte dei casi dalla pelle per la trasformazione dei melanociti, che sono le cellule che producono la melanina. Rappresenta non sicuramente il tumore più frequente a livello cutaneo, perché complessivamente è circa il 5% di queste neoplasie, ma certamente è il più aggressivo e pericoloso. Il registro tumori del Veneto ci dice che ogni anno vengono diagnosticati nella nostra regione 2000 nuovi casi di melanoma, collocandolo al 7° posto come incidenza di neoplasia. Nei mesi scorsi c'è stata una forte campagna di sensibilizzazione sulle spiagge della nostra regione, dove è stato diffuso un vademecum di prevenzione La tua estate sulla pelle, una guida per riconoscere la protezione più adatta ai tipi di pelle. I principali fattori di rischio infatti sono rappresentati da caratteristiche genetiche, ma soprattutto da comportamenti non adeguati. Esistono più fattori di rischio, una parte di fattori di rischio è intrinseca, quindi non modificabile, per esempio il fototipo, dunque il colore della pelle, degli occhi e dei capelli, ma esiste un fattore che è fondamentale ed è invece un fattore estrinseco su cui noi possiamo intervenire, che è rappresentato dalle radiazioni ultraviolette. In vista dell'estate, dell'esposizione frequente al sole, è importante tenere comportamenti corretti per ridurre il rischio di melanoma e proteggere la pelle. Da una parte quelle di tipo artificiale, dunque dobbiamo evitare assolutamente i lettini abbronzanti, e dall'altra dovremo adottare delle misure di protezione rispetto appunto all'esposizione solare. Queste misure consistono sostanzialmente nell'evitare le ore centrali della giornata, quindi non esporsi al sole quando la maggior parte delle radiazioni è presente, dall'altra parte l'utilizzo di creme solari che devono avere un adeguato filtro di protezione, che devono essere applicate nel modo corretto, nella quantità corretta, quindi più volte durante la giornata, e soprattutto non devono essere un mezzo per aumentare il tempo di esposizione alle radiazioni solari, ottenendo quindi in quel caso un effetto paradosso. Assieme alle protezioni date dalla crema solare è importante utilizzare altri mezzi, quali per esempio gli occhiali da sole, i cappelli o in generale gli indumenti, che rappresentano delle vere e proprie barriere costanti rispetto alle radiazioni ultraviolette.
E siamo al termine di questa prima edizione dei nostri telegiornali, ma prima di salutarci c'è un aggiornamento di cronaca con una notizia giunta proprio poco fa in redazione. Ci arriva da Campocroce di Mogliano, dove poco dopo le 11:30 un uomo sulla cinquantina, vestito di nero e con il volto travisato da una mascherina chirurgica, è entrato nella farmacia e minacciando i presenti con una pistola, non si sa se vero o finta, verosimilmente a salve, priva di tappo rosso, si è fatto consegnare la somma di circa 600 euro per poi dileguarsi a piedi. Sul fatto indagano i carabinieri. Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordo questa sera l'appuntamento con l'approfondimento di Ring, in onda a partire dalle 21, ospiti di Ferdinando Avarino, Alessandro Manera della Lega, Marco Zabai del PD, Alessandro Luigi Busato del PD, Bruno Cesaro di Futuro Nazionale. Poi alle 22:30 sarà ospite il sindaco di Venezia, Simone Venturini. È tutto dunque, grazie per essere stati con noi a tutti, un buon pomeriggio. Arrivederci.